Cari concittadini, ho voluto fare questo video per incominciare a darvi un po' di informazioni per quanto riguarda il famoso sliding center, dove se ne è sentita di ognuno ha dato la sua opinione, però è anche fondamentale che incominciamo a parlarne con dati concreti. Inizia così il video postato sulle pagine social del Comune di Cortina, un'iniziativa resa nota ieri per aprire un canale di comunicazione dedicato a rispondere alle questioni più rilevanti riguardo i lavori olimpici e i piedi delle Tofane. Non passa inosservata però la coincidenza temporale con il terremoto giudiziario che ha travolto gli ex vertici della Fondazione Milano Cortina, in testa a Vincenzo Novari, amministratore delegato dell'ente controllato dal CONI fino a marzo 2022. La Procura di Milano indaga per corruzione e turbata libertà d'incanto, queste le ipotesi di reato contro lo stesso Novari, l'ex dirigente Massimiliano Zucco e l'imprenditore Luca Tommasini in relazione alle gare per l'appalto dei servizi digitali della Fondazione. Preoccupazione è il comune denominatore delle reazioni delle forze di opposizione, fiducia nella magistratura e disponibilità nel fornire tutte le carte, i commenti del presidente della Fondazione Malagò e del ministro allo sport. La Fondazione deve essere ed è una casa di vetro, ha detto Andrea Abodi. L'andamento dei lavori è salvo, si apprende dal Ministero delle Infrastrutture, perché il ruolo operativo è in capo a Simico e dunque dalla sede municipale Gianluca Lorenzi non perde tempo e spiega in un video di 5 minuti il futuro dello sliding center in costruzione, sostenibile e non inquinante, con percorso coperto da vegetazione. Insomma, un fiore all'occhiello. Grazie agli sforzi della Regione Veneto siamo riusciti a mettere a terra un accordo di programma per far sì che si faccia insieme un programma di gestione e di valorizzazione di quello che sarà lo sliding center, sia da un punto di vista di gestione, quindi agonistica, in maniera tale da garantire al nostro sliding center una continuità della struttura. L'obiettivo è far diventare Cortina non solo sede delle gare mondiali, ma di mettere a disposizione la pista per gli allenamenti delle squadre austriache, svizzere e tedesche. Si lavora anche per la gestione con un piano di legacy che possa sfruttare gli investimenti del governo per oltre 14 milioni di euro. Nulla è al caso, stiamo lavorando alacremente per far sì che tutte le risposte e ci siano quanto più possibile certezze. Non siamo assolutamente degli sprovveduti, stiamo considerando tutto e devo dire insomma che prossimamente sicuramente avremo notizie ancora migliori.